In montagna l'estate che non t'aspetti, non c'è il tutto esaurito, il movimento turistico è in calo, per gli albergatori del 30%. Se un tempo il Ferragosto assicurava il pienone, quest'anno di stanze libere ce ne sono ovunque, da Cortina a Sappada. Un'estate che per il turismo complessivo in Italia è un'estate sicuramente difficile perché chi vive di mercato interno soffrirà moltissimo. L'italiano per ovvie ragioni non ha più soldi per andare in vacanza. È un po' sottotono, nel senso che comunque la crisi sul mercato italiano si sente e sicuramente non sarà facile superarla. Però bisogna andare avanti con l'offerta turistica, offrire di più a dei prezzi contenuti. La parola ai commercianti. Le prime avvisaglie non sono buone, ma non sono nemmeno catastrofiche. Il clima sta aiutando, il caldo nelle città aiuta le persone a venire in montagna. Prima di tirare una riga negativa su questa stagione, aspetterei a vedere come stanno andando le vendite. È il traffico che meglio rappresenta il Ferragosto senza ressa. Qualche rallentamento sì, ma nulla a che vedere con il passato. Aumentano le moto. Questo è il primo Ferragosto che facciamo così, con la moto. Perché la moto? Perché ci dà anche un po' di spirito di avventura, un po' così, perché sempre in macchina, ma proviamo anche qualcosa di diverso. I tempi sono proprio cambiati, calano le presenze ma aumentano le occasioni di svago, passeggiate, escursioni anche in bike e qualche emozionante novità. La gente può venire qui, stare qui tutto il giorno, fare il bagno, fare i percorsi, il percorso a piedi nudi che si chiama barefooting e stare qui in compagnia, rilassarsi nel verde, nella natura. Mi piace, quando vengo qua su, rinasco.